intanto anzi siamo riusciti a contattare Enzi, per cui dovrebbe essere in telefonica con noi. Enzi, ci sei? Io vi sento. Ciao, buona serata, buonasera. Ciao. Buonasera a voi ragazzi. Buonasera Enzi, benvenuto a WH. Grazie mille dell'invito. Figurati, guarda. Grazie a te per essere qui. Assolutamente, anzi poi qui sei sempre il benvenuto. Partiamo con domande in stile WH. Ad minchiam, yes, come si suol dire. Minchiam. Piatto Domande preferito? minchia che vertiranno su qualsiasi argomento tranne il rap. Esatto, bravissimo. Bravissimo. Vedo che è preparato, No, eppure guarda, sembrerebbe magari per gli ascoltatori che ci siamo messi d'accordo prima su questo sketch, assicuro è tutto live. Assolutamente, il freestyle È tutto freestyle. È il forte di Enzi. Non a caso ovviamente. Infatti. Quindi, piatto preferito? Ah davvero? Sì! No, ragazzi, come fate a chiedere a un buon gustaio come il piatto preferito? È come chiedere, non lo so, a Robert De Niro qual è il suo film preferito. Penso che ne avrà 100 da dirvi, non lo so. Fammi pensare al volo. Qualcosa di tritato col pistacchio secondo me è la cosa che più sì, fa per me. Poi giochiamo in casa. Una spia delle nostre origini. Sì. Chissà. Ultimo libro letto. Come? Ultimo libro letto. Ultimo libro letto, raga, non sono un gran lettore, diciamo che sto tentando di finire il capo dei capi da un tot e ce la farò, prometto. Promesso a Radio WH, entro le prossime 2 serie dovrei riuscire a finire. Benissimo. Squadra preferita di calcio? Ragazzi, io sono un figlio di meridionali cresciuto a Torino, tifo la Juve ovviamente. Che devo fare? Quanti juventini? Non sono un gran fan, perché quelle poche volte che ho postato sulle mie pagine ufficiali qualcosa che riguardava il calcio è scoppiato un disastro. Beh, ovviamente. Molto di più al pallone piuttosto che alla mia musica, quindi ovviamente questa cosa qua cerco sempre di tenerla un po', non ti dico nascosta, non è che mi vergogno di essere un fan, un supporter della Juventus. Dovresti vergognarti invece. Dai, adesso non mi fa bene lo specifico. Ok, basta che... Orgoglio torinese scattato. Vedi, non puoi neanche più dirlo in radio adesso, a parte sempre sto delirio. Vabbè, cambiamo argomento. Un film che consigli? Consiglio di guardare Rock and Roll, l'ho guardato da poco, un bel flash. Bellissimo. Ovviamente sul stile The Snatch, quindi se vi piace quel tipo di roba fa il caso vostro. Perfetto. Allora, rientriamo un po' magari nell'hip hop. East o West Coast? Mi sento gracchiato. Allora, guarda, questo qua è una domanda che in realtà anni fa ti veniva fatta subito, non appena ricevi di ascoltare rap, sai, perché la faida era bella attiva, no, anni fa, quindi ovviamente già da questo si capiva da che parte stavi, un po' come sei della Juve o del Milan, era uguale. Ti dico la verità, io ho iniziato ad ascoltare il rap prevalentemente West Coast, perché come tutti all'inizio Tupac, big fan, quindi insomma seguivo le sue cose ed ero un super fan suo. Poi era in quegli anni lì, insomma, Dre, tutte le sue produzioni, Snoop, insomma, ero in quel viaggio là, che è durato, devo dire, abbastanza, cioè è stato abbastanza breve come periodo da super fan, perché poi ho scoperto il rap più crudo della East Coast e mi sono innamorato dei classici, dei grandi, per poi andare sempre più a cercare le cose più hardcore, più underground possibili. Io sono un big fan della Golden Age e di tutto quello che è il rap newyorkese, quindi devo dire prevalentemente roba East Coast, però esistono dei classici che ancora oggi ho nelle mie playlist, tipo Warren G, che ovviamente continuo ad ascoltare a rotazione, dipende, ci sono anche dei periodi della vita che mi spingono di più ad ascoltare una cosa piuttosto che un'altra. Diciamo che sono un super fan dell'hip hop a 360, però se devo dire East o West ci sono più artisti della East che preferisco, quindi dico East, dai. Ok, passiamo a un'altra domanda. Il tuo il live che ti ha emozionato di più? Sia quello che hai visto? Sì. Uno dei live che hai visto? Fatto e visto, tutte e due. Dico di visti, dai, perché no, se non fatto sembra quasi che, insomma, ci sono un sacco di live che ho fatto nei quali mi sono emozionato e che mi hanno coinvolto di più emotivamente, a partire dai vari To The Beat all'Hip Hop Motel, poi tutti gli Hip Hop TV Day, tra l'altro domani c'è il prossimo, sì. Siamo abbastanza galvanizzati. Invece per quanto riguarda un evento in particolare, per non stare a citare i 1000 americani visti qua, siccome sono molto legato al rap francese, è una realtà che seguo da tanti anni con un sacco di interesse, sono stato nel 2008
e sto guardando in questo istante il flyer che ce l'ho ancora qua nel bordello dei miei flyer buttati sul comodino. C'ho questo Urban Peace 2 che praticamente era una super convention del rap francese che si è tenuta il 4 ottobre del 2008 allo Stade de France, quindi 40.000 persone, 5 ore di live, insomma è stato veramente una potenza. Poi io sono veramente un fan del rap francese, come vi dicevo, quindi per me ancora di più, però è stato davvero una bomba, sì, devo dirlo. Un rapper francese che consigli a chi si avvicina a quella scena che magari la conosce meno? Dai, perfetto, guarda, secondo me la Francia offre uno scenario veramente super completo e veramente variopinto, nel senso che loro hanno dei mega rappresentanti di parecchi tipi di rap che ci sono. Per esempio, se vi piacciono le robe un po' più tamarre, ovviamente consiglio di ascoltare Booba e La Fouine, che sono, secondo me, a parte essere due fra i 3-4 numeri uno attualmente della scena rap francese, e poi incalzano perfettamente uno stile abbastanza anche americano, se vogliamo, quindi se siete fan della roba Rick Ross, di quel tipo di giro di rap, sicuramente Booba e La Fouine vi potranno piacere di più. Però insomma c'è un sottosuolo validissimo. Consiglierei gli Sniper, che sono uno dei primi gruppi che mi ha fatto appassionare a questo genere musicale. Tra l'altro sono usciti da poco con un disco nuovo, con una formazione un po' diversa da quella di partenza, però consiglio, Sniper, Booba, La Fouine, metteteci dentro un po' di soprano e se va avanti lo spazio ascoltate anche Sefiu che spacca tutto. Invece una domanda un po' più, tra virgolette, personale. Ti sei trasferito da Torino a Milano, giusto? Sì, giusto. Differenze tra lì e qui, sotto tutti i punti di vista, dal modo di vivere al modo di lavorare? Certo. Beh, allora c'è da dire che io vivevo a Torino, ma non propriamente in città. Io ero un paese nella prima cintura, è come dire qua Sesto San Giovanni, se vogliamo, no? Quasi confinante, anzi Sesto confina, dove stavo io dal Pignano non confinava, però era già parecchio diverso che vivere in città, quindi parecchie cose che ho scoperto qua nella grande mela italiana comunque mi hanno affascinato e mi hanno coinvolto, insomma, si vive in maniera molto più frenetica, tante cose da fare tutte le sere, quindi all'inizio è stato veramente una bomba. Ora, se devo dire la verità, dopo quasi 3 anni, insomma, che sono fisso, anzi 3 anni che sono fisso qua, un po' di saudade torinese è arrivata, nel senso che Torino è una città che ovviamente, a parte avere le mie radici là, quindi tutti gli amici, parlo proprio a livello anche di qualità della vita. Se di qualità della vita si può parlare in Italia, non è che stiamo parlando di terzo mondo contro primo mondo, anzi stiamo parlando di due città molto simili sotto tanti punti di vista. Però devo ammettere che Torino è sicuramente, parlando dei torinesi, ecco, non proprio di Torino, no? I torinesi sono forse un po' più aperti, un po' più, non ti dico festaioli, però sono un po' più meridionali, secondo me rende l'idea, dai. I torinesi sono un po' più meridionali dei milanesi, che poi è un paradosso perché anche Milano lo è piena, però non lo so, io mi diverto, in questo momento mi diverto molto di più alle serate a Torino, anche quelle non rap, ci sono più cose da fare durante la settimana. Torino è un po', secondo me, è rimasta un po' più vera dal punto di vista delle serate. Un po' più underground forse, no? Sì, bravi, se siete fan della roba un po' più underground, dall'elettronica alla dubstep, comunque alla drum and bass, Torino comunque offre un sacco di belle serate, bei posti da vedere. A livello di città sono due bellissime città, non voglio fare la guerra sull'urbanistica o sul piano regolatore, sicuramente sono due bellissime città che hanno un sacco di cose fighe da visitare, da vedere tutte e due. Ovviamente noi ragazzi abbiamo la nostra spiaggia privata che sono i Murazzi del Po, quindi abbiamo il nostro lungomare a Torino, che quello è imbattibile. E qua c'è solo il lungo naviglio, però. Ma sai che cos'è? Cioè, i Murazzi sono i navigli imbastarditi, cioè come se i navigli puoi trovare di tutto, dalla famiglia che è andata a mangiare il salino gli immigrati che ti vendono i braccialetti della fortuna. Torino è proprio, i Murazzi è proprio più un posto da giovani, quindi ci trovi solo ragazzi, nel 90% dei casi distrutti dalle serate, quindi è un po', insomma, la nostra Rambla, dai. Perfetto. A proposito quindi di... Hai parlato dei meridionali, giusto, no?
Sì, ho parlato, sì. Tu dillo con orgoglio di che origini sei, perché lo sono anch'io delle Allora, stesse io sono per metà siciliano, però ovviamente la parte che si sente di più nella mia... cioè che sento più mia la metà siciliana rispetto alle origini di mia mamma, che lei è di origini insomma delle steppe del Montenegro, sono mezzo montenegrino, mezzo catanese. E poi in realtà dalla parte di mia madre si trasferirono in Veneto. Comunque vi lascio il numero di mia madre, che se volete chiamare siete attaccati 7 ore a parlare delle sue Tra origini. l'altro in Veneto i terroni del nord, per cui esatto. Ho collegato le due robe. Perfetto. Molto più vicina alla metà meridionale, perché praticamente tutto il parentato di mio padre, salendo dalla provincia estrema di Catania, si è trasferita dal Pignano, quindi io sono cresciuto in mezzo agli zii, i nonni, più ovviamente dalla parte di mio padre che dalla parte di mia madre, e quindi per forza di cose sento di più quella parte lì, senza considerare che, come dicevamo prima, sia Torino che Milano sono un po' delle capitali meridionali al nord, se vogliamo dire, quindi sono cresciuto, non ho mai avuto, lo dico sempre, in tutti gli anni di scuola un compagno di classe che fosse piemontese doc, cioè mai, quindi insomma sento molto di più il lato terronico del mio sangue. Perfetto, a questo punto direi di fare un tributo. Capita perfettamente, esatto, un assist migliore non poteva esserci. Esatto. Ci andiamo ad ascoltare Terrone. Vai, andiamo.